Buongiorno a tutti, siamo nell'azienda agricola Salvagnini Italia, siamo in un campo stupendo della varietà Astrolabe della Limagren e pur avendo avuto una stagione praticamente contro il grano, perché obiettivamente qua è un mese che sta piovendo, sta venendo giù di tutto e di più, possiamo vedere che questa varietà è una varietà bellissima, stupenda, tra l'altro qui ci sono già i presupposti per avere una grande produzione, specifico grande, e io sono qui con la signora Salvagnini Italia e quindi andremo praticamente a tentare di capire cosa hanno fatto in questa realtà aziendale, cosa è stato fatto. Qui siamo partiti con 2,5 quintali di organ top della Fomet, abbiamo fatto un diserbo e dopo sentiremo anche i responsabili delle varie società, Axia Luang più Zipa, perché effettivamente qui c'erano determinate problematiche che, come vedete, le abbiamo risolto divinamente. E dopodiché abbiamo anticipato, e questa è stata che io l'ho fatto fare dove ho potuto, sono riuscito ad anticipare i trattamenti fungini. Perché? Perché quest'anno abbiamo avuto un'anticipazione di temperature alte e in presenza di umidità, quindi qui, come potete ben vedere, è una varietà altamente, tra l'altro una varietà magari resistente anche di suo alle varie fitopatie, però abbiamo una varietà sanissima che quindi è anche garanzia di un'elevata produttività. Quindi abbiamo fatto un'anticipazione con il fungicida Questar-T di Corteva, che ha dato dei risultati eccezionali. Abbiamo proseguito un trattamento con Elatusera più l'insetticida, in foglia bandiera all'incirca, più insetticida, ma in particolar modo abbiamo usato il Pentac 5 ala a 1,25 litro a 1,3 litro nei doppio trattamento sia nel diserbo che in foglia bandiera, e quindi questo è il risultato, assieme all'ultimo trattamento in spiegatura con lo strale. Ecco, io innanzitutto volevo ringraziare la signora. Lei, signora, è soddisfatta di questo impianto? Cosa dice? Direi di sì, che è un bel impianto, tutto sommato è venuto bene, malgrado il tempo orribile che abbiamo avuto quest'anno. Esatto, ha specificato bene, tempo orribile. L'amico Macagno cosa dici? Ti piace? Sì. Beh, questo mi fa piacere. Adesso io vorrei capire da Avondoglio, che è responsabile, l'uomo che ha portato in Italia questa splendida varietà, io vorrei capire qualche cosa in più in merito a questa varietà. Buongiorno a tutti, grazie Arnaldo di avermi dato la parola e la possibilità di essere in questo campo. Io sono Damiano Avondoglio, lavoro per Limagren, in effetti sono la persona che ha portato Astrolabe in Italia, ma devo ringraziare Arnaldo Bolvolenta perché è la persona che sta sviluppando Astrolabe soprattutto nella zona di Rovigo. Siamo nell'azienda che ormai è il secondo anno di produzione. L'anno scorso è stata un'annata comunque molto buona per Astrolabe e quest'anno i presupposti sono molto buoni. Qual è la caratteristica di Astrolabe? Allora, lo vedete dalla pianta, ha una taglia abbastanza contenuta, ha un potere di cestimento elevato, sopporta molto bene l'investimento iniziale col seme, che è una cosa che insomma in alcuni areali come questo si utilizzano anche dei quantitativi decisamente alti rispetto ad altri areali, ma lui ha questa grandissima capacità di sopportare, ha una buona tolleranza alle fisiopatie di suo, qua lo vediamo trattato chiaramente. Una varietà, anche se sana, di genetica, deve comunque essere accompagnata da tutto un percorso, da quello agronomico della fertilizzazione fino a quello con i trattamenti fungicidi, per poter esprimere il massimo della potenzialità. È un ciclo medio tardivo, quindi un ciclo che si adatta bene ai nostri areali. Come vedete non ha una spiga di dimensioni elevate, ma ha un numero di spighe molto alto, cioè se noi oggi andassimo a contare il metro lineare e fare le moltiplicazioni siamo sicuramente sopra le 600 spighe, quindi direi che è molto molto valida. Ha un validissimo, altissimo potenziale produttivo ed è un panificabile, ok? Quindi come categoria ha un W che parte dai 180 arriva ai 200, ma con un contenuto P su L, quindi di tenacità, che è uno degli argomenti importanti di questi ultimi anni per la produzione italiana. È una varietà inserita nella carta del mulino di Barilla, che naturalmente Arnaldo ne è il fautore della zona, e questo è molto importante perché la produzione italiana sotto filiera richiede alcune caratteristiche e direi che Astrolabe le ha tutte, dalla potenzialità, dalla qualità e dalla tolleranza alle malattie.
Qua oggi è un'annata difficile, probabilmente avremo anche un'annata di fusariosi della spiga, voi avete fatto i trattamenti probabilmente in tempo perché a quest'ora dovremmo già vederla, però anche la varietà ha già una buona tolleranza di suo. Concordo. Detto questo, credo che sarà il secondo anno di conferma della produttività di LG Astrolabe.